Aveva rifiutato di servirgli alcolici, avendo già notato il suo stato di ubriachezza ed essendo in orario di chiusura. Di lì il cittadino di origine nigeriana ha impugnato il bastone, iniziando a rompere le suppellettili e poi con una bottiglia ha iniziato a minacciare il titolare del bar di via Trissino, intimandogli di versargli da bere. E gli è stato detto che eravamo in chiusura e non potevamo servire più perché già erano le 9:30 e dovevamo chiudere. Lui ha cominciato a sbattere sedie, a buttare sedie per terra e l'abbiamo dovuto cacciare fuori. Intervenuta la polizia che l'ha portato in questura e denunciato per minacce, danneggiamento e ubriachezza molesta. Zona non nuova a questo tipo di episodi, per cui si ripropone tra i commercianti il tema della sicurezza. Io la mattina arrivo qua che sono le 4:30, che per prepararmi le brioche io mi chiudo dentro e apro solamente a chi vedo, che conosco, che posso aprire, ma se no io mi chiudo dentro e non apro a nessuno.